Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui oggi a discutere insieme a noi la presentazione di due libri che contestualmente parlano dell'autismo e quindi dei problemi dello spettro dell'autismo e di inclusione, quindi autismo e inclusione, e lo facciamo con gli autori dei due libri. Il primo libro è di Emanuel Franz, è l'Io autistico, l'altro invece è del dottor Santoro, Pietro Santoro, e che è Sentieri di inclusione. Sarà collegato con noi anche il dottor Sergio Zanini e poi dopo daremo a lui l'opportunità, non so se è già collegato e quindi lo saluto. Sì, sono qua, buongiorno. Salve, buongiorno a lei. Sul tema vorrei, se mi permettete, leggere quello che ha scritto Susanna Tamaro. A proposito della presentazione di oggi, ho letto il suo post, l'ho ringraziata per il post, però riprendere le sue parole e quindi riporto pedissequamente quello che ha scritto nel suo post. La sindrome di Asperger non è autismo light, ma piuttosto una diversa manifestazione dell'assetto neurale del cervello. È presente più nei maschi che nelle femmine e nelle bambine è molto più difficile da individuare a causa della nostra naturale tendenza mimetica. Per molto tempo è stata una realtà neurologica sconosciuta e alle persone che ne erano afflitte si apriva facilmente la porta del manicomio o quella del suicidio d'impeto, perché la difficoltà a reggere il reale, purtroppo, può raggiungere un punto di non ritorno. Ma dal punto di vista evolutivo ormai la sindrome di Asperger è considerata un arricchimento, perché la nostra capacità di percorrere strade invisibili agli altri può portare a innovazioni, scoperte o talenti artistici. Abbiamo i superpoteri, ma questi superpoteri sono accompagnati da un certo numero di sottopoteri, dalla goffaggine e dall'ossessione a ripetere, dal bisogno di una stabilità, di avere un ordine intorno, ma anche delle ipersensibilità sensoriali, quella acustica in primis. Sono felice dunque che Emanuel Franz, un giovane filosofo che ha scritto un bel libro, L'Io autistico, Audax editrice, sia riuscito a organizzare insieme al senatore Luigi Nave per giovedì, quindi per oggi, una conferenza stampa su autismo e inclusione. Ecco, con questa apertura io a questo punto darei la parola a Emanuel Franz per parlarci della sua esperienza, quindi del suo e anche del suo libro, e poi daremo la parola al dottor Zanini o se vuole, quando vuole, può intervenire e successivamente poi invece parleremo con Pietro Santoro sul suo libro Sentieri di inclusione. Prego, a lei. Grazie. Grazie al senatore Luigi Nave per la sua sensibilità, perché sono argomenti che non toccano la sensibilità di tutti, anzi sono argomenti che lasciano spesso indifferenti, sul quale non solo non c'è informazione, ma cosa peggiore, non c'è nemmeno la formazione. Soprattutto la classe dell'istituzione, dell'amministrazione, la classe politica spesso ignora la realtà dell'autismo, la realtà della neurodivergenza, e quindi un grazie sincero al senatore Luigi Nave, un grazie sincero anche a Pietro Santoro che è qui con noi e che dopo farà l'intervento. Io ho scritto un libro, L'Io autistico, che appunto si menzionava, e ringrazio anche il dottor Sergio Zanini, ma anche il Franco Fabbro, neuroscienziati, che mi hanno detto: Emanuele Franz, tu devi dire quello che hai vissuto, com'è la tua esperienza. Hai scritto 40 libri di filosofia, poemi, ti sei chiuso in un tuo mondo, hai inventato un tuo linguaggio simbolico, hai scoperto che hai questa sindrome, che ha un potenziale creativo, che quindi non bisogna fare dell'autismo sinonimo di menomazione, sinonimo di ritardo mentale, sinonimo di depressione. Ecco. Quindi Sergio Zanini, Franco Fabbro, ma anche la mia cara amica Susanna Tamaro e il filosofo Silvano Tagliagambe mi hanno detto: racconta perché può essere utile agli altri. Non è stato facile raccontarmi dopo una diagnosi che uno può reagire anche in un modo più disparato. Uno si sente dire: guarda, tu hai un problema al sistema nervoso dalla nascita. Cioè, non è mica facile una reazione in termini psicologici.
a meno che uno non prenda questo come una potenzialità. Cosa e come posso vivere come per dare qualcosa a qualcuno. Innanzitutto bisogna sfatare molti equivoci. Cosa non è l'autismo? Appunto non è un ritardo mentale, non è una depressione, no? Questi sono tutti aspetti che possono nascere in conseguenza di una mancata comprensione, perché il soggetto autistico ha un suo modo preciso di processare le informazioni. Ce lo dirà meglio il dottor Zanini, che spesso riguarda la negoziazione fra il mondo interno ed esterno. Questo comporta sicuramente una disabilità nella vita sociale, ma anche nella capacità di percepire le sensazioni del mondo fisico e di associarle. L'autistico le associa in un modo diverso. Quindi una mancata comprensione può sicuramente sviluppare nel soggetto autistico delle cosiddette comorbilità. Cioè è chiaro che se uno è sottoposto a degli stress molto forti, un soggetto autistico sviluppa dell'ansia, della depressione, ma non è di per sé la sua condizione il problema è che non viene capito e non viene incluso. Ecco, la parola veramente importante di questa conferenza qui è un'inclusione che deve essere reale e non solo virtuale, perché ormai la parola inclusione è molto usata, però è anche generalizzata, è un po', non si capisce molto bene di che cosa si parla, ed è proprio ragione per cui ci troviamo qui oggi. Ci sono passi avanti nel mondo della scuola, per esempio nel comprendere questi aspetti del mondo autistico, molta ancora è la strada da fare. Pensiamo ai mezzi di trasporto pubblici, agli ambienti in cui non è un mondo pensato per le neurodivergenze. Per esempio un neurodivergente può sviluppare una iper capacità di percepire il mondo, quindi stimoli, luci, rumori, okay, possono causargli ma addirittura stati di crisi, di mancanza di fiato, anche il vomito, cioè una crisi di fronte a un'iperstimolazione, anche per una sirena, per un bagliore, ecco. E questo è un peccato, perché appunto molta della classe istituzionale non comprende la grave situazione. Quindi è giusto non cadere nella romanticizzazione, è giusto, perché ci sono casi molto gravi e appunto io non voglio rappresentare tutti i casi di autismo, perché spesso mi dicono: ma come fai tu a essere autistico, che parli, cammini, viaggi? Ecco, è giusto dire che è uno spettro, quindi è una sindrome, non è una malattia, ok? Però va compreso che il sistema nervoso del sistema autistico, del soggetto autistico, lavora in un modo diverso. Non è conseguenza, non so come si è creduto per decenni, dei genitori, oppure della famiglia, oppure di un trauma che hai vissuto, ma è ormai largamente dimostrato che tu nasci col sistema nervoso che processa le informazioni in un modo diverso. L'incapacità o la difficoltà di assimilare un modello dall'esterno è sicuramente una disabilità, ma proprio per questo diventa un potere creativo. Il soggetto autistico è costretto proprio in modo organico a sviluppare un linguaggio interno. Chiaro che poi, spiegherà meglio Zanini, ci sono dei meccanismi di compensazione. Quando il neurologo mi ha detto: guarda, tu sei un caso incredibile, Emanuele Franz, perché il tuo organismo ha capito che qualcosa funziona in modo diverso e fa di tutto per compensare, e questo ha fatto sì che tu iniziassi a scrivere di filosofia, tu iniziassi a scrivere in endecasillabi. Questo mi ha sorpreso, ma come allora la sofferenza che ho avuto ha un senso, ha una spiegazione. E questo mi ha dato una grande serenità, perché la sofferenza non solo ha un senso, ma va offerta agli altri. La vita, se pensata in questo modo, assume pieno significato, perché noi non siamo soltanto un cumulo di nervi che si sono messi insieme casualmente. La vita ha un senso perché è inimitabile. In tutto l'universo non abbiamo trovato altre forme di vita, noi siamo qui, ci stiamo parlando, e già questa è una cosa meravigliosa. Nel mondo della storia abbiamo conosciuto casi in cui sono state introdotte delle innovazioni nella scienza, nell'arte. Spesso questo genio
incompreso, no, che abbiamo nell'immaginario collettivo, era un neurodivergente. Una volta ti mettevano in manicomio, ti isolavano, nel migliore dei casi, nei casi peggiori, poi l'aggressione, il bullismo. Quindi la capacità di vedere le cose in un modo diverso ha anche il contrappasso. Le persone ti concepiscono come diverso e ti aggrediscono. Io per ricostruire tutto il puzzle della mia vita ho interrogato i miei insegnanti delle scuole elementari e questi mi dicevano: guarda, tu non abbiamo mai visto un caso simile, in 5 anni a scuola elementari non hai mai partecipato a nessuna attività di gruppo, gli altri ti vedevano come diverso e ti aggredivano, venivo picchiato, vilipeso. Questo è il trauma, no? Non è la condizione iniziale, è poi a posteriori, si sviluppa la patologia. Quindi il soggetto autistico non è patologico a monte, è patologico a posteriori. Quindi si tratta, cioè, di un fatto che va compreso a livello istituzionale, a livello scolastico, ma anche a livello politico. Questo perché il soggetto autistico, col suo grande potere creativo, vedasi, appunto dicevo nella storia, non per nobilitare o esaltare o romanticizzare giustamente, ma per dire che la capacità di innovare del soggetto autistico andrebbe presa largamente in considerazione dalla comunità, però ci vogliono dei provvedimenti. Faccio solo l'esempio del mio caso. Io mi ritrovo in un piccolo paese di montagna a Moggio Udinese. Con la mia condizione di autistico, la sciagura vuole che vivo davanti a 4 fabbriche, una segheria, un'officina, e sono già finito in guardia medica perché ho vomitato sentendo i trapani. 8 mesi che scrivo al comune: guardate, datemi una stanza dove poter studiare, perché sennò a forza di queste crisi, cioè, non solo non riesco più a scrivere libri, ma addirittura mi ammalo. Ecco, non sanno neanche cos'è l'autismo. Cioè l'amministrazione comunale fa: ma noi abbiamo altri temi, l'autismo e cose, non siamo in un ospedale. Ecco, quindi quale occasione migliore per rinnovare che intervenire sull'autismo vuol dire intervenire sulla verità, sulla giustizia e su un modello sociale più elevato e nobile. Grazie. Io la ringrazio per questa testimonianza e ad avvalorare quello che lei diceva. Noi abbiamo creato qui all'interno del Senato un intergruppo parlamentare che quindi tiene all'interno i parlamentari di tutto l'arco costituzionale, sia Camera che Senato, che si chiama proprio sull'autismo e la presa in carico. Quindi abbiamo inteso non solo parlare delle tematiche sullo spettro dell'autismo, ma anche la necessità della presa in carico, perché è evidente che quanto prima si riesce a dare una diagnosi, prima parte la rinascita della persona, perché ascoltavo quello che diceva lei, cioè nel momento in cui mi è stata fatta la diagnosi, al di là dell'aspetto duro del sentirsi una diagnosi, però mi sono sentito anche libero, perché non ero io che affrontava il modo in modo differente, ma c'era una spiegazione a tutto questo. Ovviamente io sono il presidente dell'intergruppo, ma curo l'aspetto delle istituzioni, la parte politica, mentre sull'aspetto scientifico abbiamo il professor Frolli che si occupa di queste tematiche, e quindi per me è un piacere doppio averla lei qui oggi per la presentazione del suo libro e anche poi parlare successivamente di inclusione. Io darei a questo punto la parola al dottor Zanini. Prego, dottor Zanini. Allora, vi ringrazio moltissimo di questo invito ed è un gran piacere ovviamente essere presente, anche perché ho avuto questo incontro molto così arricchente per me e reciprocamente arricchente anche per Emanuele rispetto alla sua condizione psichica. Ora, io credo che su una tematica complessa come l'autismo, da un punto di vista scientifico, neurobiologico, si potrebbe ovviamente parlare molto a lungo, ma non credo che sia questo il punto centrale in questo momento, in questo contesto molto istituzionale, soprattutto riferito a quel contesto all'interno della comunità nazionale che è il Parlamento, che è la realtà, lo dico da cittadino, dove la complessità della società dovrebbe essere rappresentata, compresa
e ovviamente, visto il ruolo precipuo di normatore del Parlamento, far seguire tutti quegli atti normativi e poi conseguentemente amministrativi che sarebbe opportuno che in una società veramente democratica avessero corso. L'autismo è una manifestazione di una complessità, non assolutamente e necessariamente e automaticamente di una disabilità. Come per tutte le altre condizioni di funzionamento psichico, non c'è un modo di essere psichico che ipso facto sia condizione di disabilità, con l'eccezione unica della disabilità intellettiva, perché automaticamente amputa la capacità di partecipazione ad una vita normalmente attiva. Ma tutti gli altri modi di essere psichici possono essere perfettamente compensati e non portare a una condizione di patologia, di disturbo mentale, come possono facilmente scompensarsi e quindi manifestarsi in termini di disturbo mentale. Quindi bisogna avere una visione molto laica, molto oggettiva di quello che è il funzionamento psichico. Non c'è dubbio che l'autismo porta una complessità, talvolta bizzarra nelle sue manifestazioni, perché unitamente a punti di forza straordinari, e l'esempio di Emanuele è paradigmatico da questo punto di vista, porta anche dei punti di debolezza straordinari, Emanuele è altrettanto paradigmatico da questo punto di vista, in termini di intolleranza di situazioni ambientali. Allora io credo che queste azioni che chi ascolta ciò che emerge dalla società deve poi realizzare sono delle azioni volte principalmente e prioritariamente in termini di comprensione della complessità. Comprensione che va rappresentata con testimonianze dirette da parte di chi è in grado di raccontarsi in maniera tremendamente efficace, come ha fatto Emanuele in questo libro, ma anche in altri, ma in questo rispetto a se stesso, quindi è veramente come dire, un racconto dall'interno così ferocemente vero, senza nessun tipo di moralismo, senza nessun tipo di romanticismo, senza nessun tipo di pornografia delle emozioni e della vita anche più personale, più intima, ma è un libro ferocemente vero e quindi un libro che va letto perché le fonti di verità, quando sono autentiche, vanno sempre ascoltate. Nessuna verità esaustiva, però è estremamente interessante da ascoltare e da leggere. Quindi è un libro che va letto per la qualità in primis proprio della capacità narrativa che ha Emanuele di raccontarsi dall'interno. Ma questa occasione deve essere un'occasione di riconoscimento di quella che è la complessità della realtà fattuale delle nostre comunità e della comunità umana in generale. Quindi dovrebbe essere l'occasione di questi lavori anche parlamentari sull'autismo, la presa in carica, eccetera, certamente un'occasione d'oro da sfruttare rispetto a tutto quello che è la complessità della alterità rispetto al mainstream e a quello che comunemente la maggioranza ha come caratteristiche di funzionamento, in modo tale da riconoscere prima le persone con i loro funzionamenti rispetto alle diagnosi che a volte in maniera anche molto grossolana vengono apportate. E questo perché anche la stessa nosografia ufficiale dei funzionamenti psichici è una nosografia che è sempre in ritardo rispetto a quella che è la complessità che gli stessi clinici vedono nella loro attività clinica ordinaria. E quindi una cosa che credo sarebbe assai opportuno che le istituzioni facessero sarebbe proprio provocare in maniera molto forte le società scientifiche di riferimento per dire ok, andiamo anche oltre la stretta nosografia clinica e andiamo a guardare i funzionamenti. Sempre più spesso rispetto ai funzionamenti psichici ci sono molti modi diversi di classificare i funzionamenti perché si sono sviluppati negli anni anche dei sistemi
classificatori dei funzionamenti che sono indipendenti dai sistemi classificatori delle condizioni di patologia, in modo tale da avere due registri. Uno, quello che è rilevante da un punto di vista clinico e quindi per fare una diagnosi. L'altra cosa è cosa è rilevante da un punto di vista di descrizione del funzionamento, che non mi serve per fare necessariamente una diagnosi clinica, ma per definire che sono i bisogni rispetto ad un percorso di salute. E ricordiamoci, è sempre frutto di un lavoro. È come sta in bicicletta, se sali da un punto di vista mentale, che sei libero. Se non ti muovi e non mantieni in bicicletta, per così salute mentale a un certo numero di umani. Non è un dato invariabile la condizione di salute o la condizione di patologia, è sempre questione di equilibrio. Allora, credo che il mondo dell'istituzione dovrebbe rendersi conto della complessità di ciò che Dottore, purtroppo la sentiamo male. Chiedo scusa. Mi avvicino. No, era da questione di cellulare. collegamento, la sentivamo a tratti, non per la voce ma per il collegamento. Dicevo, quello che l'istituzione credo che debba fare è, compresa che esiste una complessità che difficilmente trova una rappresentazione, poi deve in qualche modo chiedere a chi si occupa di queste cose di rappresentare realmente lo spettro molto ampio delle complessità che ci sono. Per fare che cosa? Per, come dire, modificare solamente. Non la sentiamo più. Forse mi sentite adesso? Provi adesso? Eccomi, mi sentite? Sì, adesso sì. Allora, dicevo, magari può togliere il video e l'ascoltiamo solamente, forse riusciamo a recuperare meglio la connessione. Ecco, va meglio adesso? Sì, la sentiamo, adesso le parole le riusciamo a comprendere. Ottimo. Dicevo, cosa credo debba fare in qualche modo la comunità delle istituzioni? Ascoltare la complessità e chiedere che venga rappresentata in maniera esaustiva la complessità della condizione, delle varie tipologie di funzionamento psichico e poi fare quello che può fare, cioè agire da un punto di vista normativo in termini di che cosa? In termini di tutele, se c'è una condizione di sofferenza che automaticamente quel determinato funzionamento psichico implica, invariabilmente riconoscere la possibilità di un accesso a delle cure o a dei trattamenti farmacologici, molti dei quali e sempre più per la salute mentale non passano assolutamente attraverso un accesso, che ne so, ai servizi pubblici, alla prescrivibilità mutualistica dei farmaci, e quindi molte volte queste persone si ritrovano a essere non riconosciute e a pagare anche dei costi molto elevati per i trattamenti sintomatici ai quali si devono in qualche modo sottoporre per riuscire a mantenere la loro condizione di salute, che non è facile ovviamente. Quindi riconoscere quelle che possono essere delle condizioni di esenzione, sto pensando ai codici di patologia, eccetera, cioè fare quello che per tantissimi altri segmenti della medicina clinica è stato fatto e non ha chiaramente cambiato, diciamo, la storia dell'esistenza delle persone affette da quelle determinate condizioni di funzionamento biologico, ma almeno ne ha alleggerito enormemente alcuni costi che sono i costi sui quali ovviamente il normatore pubblico può agire, oltre al fatto di forzare, obbligare in qualche modo chi si occupa di salute mentale con programmi adeguati a formarsi, a diventare sempre più esperto rispetto a quelle che sono le condizioni di atipia di funzionamento psichico. Altrimenti ci troviamo nella condizione di avere moltissimi concittadini che sono non riconosciuti e quindi poi globalmente estremamente sofferenti, e credetemi che i casi di Emanuele Franz, Susanna Tamaro sono
dei casi assolutamente eccezionali in termini di outcome positivo rispetto a quella che è una condizione di sofferenza, ma la stragrandissima maggioranza di soggetti autistici, come di soggetti che hanno altre atipie di funzionamento neuropsichico, è una storia di sofferenza, di solitudine, di emarginazione o di autoemarginazione, quindi tutti esiti che sono estremamente lontani rispetto a quello che è uno standard di società inclusiva, autenticamente democratica e aperta, che è ovviamente il modello di società che in qualche modo nel nostro pezzo di mondo tutti noi in qualche modo cerchiamo di realizzare o di contribuire a realizzare. È solo che saper chiedere aiuto e vedersi riconosciuti nel proprio bisogno di aiuto è qualcosa che molto spesso la sofferenza psichica non facilita, per cui bisognerebbe veramente andare incontro alle persone, aprirsi in qualche modo alla complessità che c'è nella società, chiedere che questa venga rappresentata e poi con tutto, come dire, il lavoro anche tecnico che va fatto, senza dubbio. Non dico che queste cose devono essere solo animate da un moto dell'animo così ingenuo, però bisogna andare incontro a chi ha bisogno, non aspettare che chi ha bisogno venga a chiedere, perché molte volte chi ha bisogno non è nelle condizioni di chiedere aiuto e molte volte non sa neanche dove chiedere aiuto. Quindi c'è veramente un lavoro di cambio un po' di paradigma, non attendere la rappresentazione del bisogno, ma in qualche modo andare con programmi adeguati che si possono definire da un punto di vista di screening, da un punto di vista di monitoraggio, di supervisione e quant'altro, andare incontro a quelli che possono essere dei bisogni. Questo penso certamente possa aiutare o possa essere un tassello per aiutare a realizzare una comunità umana inclusiva e non invece esclusiva. Io la ringrazio, dottor Zanini, anzi, quindi come dire, c'è un mare di attività ancora da fare, nel senso che sulle neurodivergenze c'è veramente tantissimo da fare e ovviamente mi sembra che anche come dire, la pluralità di differenze che non vengono, come dire, non riuscendo ad integrare in un solo aspetto quello che è il disturbo dello spettro autistico, probabilmente porta anche nella difficoltà nell'individuare, quindi nella presa in carico, del riconoscimento e quindi anche questo perché ne ho avuto un riscontro anche nei giorni precedenti, dove mi è stato chiesto quindi una sburocratizzazione anche per il riconoscimento, cioè le famiglie devono sostenere un iter abbastanza lungo e gravoso anche solo per avere il riconoscimento, quindi credo che sì, concordo con lei che c'è tanto da fare su questo tema. Io la ringrazio ancora e proprio in virtù del concetto di inclusione di cui abbiamo parlato e quindi affinché insomma non sia solo una parola ma poi in realtà si tramuti in atti concreti, ho qui alla mia sinistra un amico, ecco, per me Pietro è un amico, ma Pietro Santoro è anche un docente e quindi ha scritto il libro Sentieri di inclusione e io lascerei a lui la parola proprio sulla presentazione non solo del libro ma anche di quelli che sono i concetti di inclusione, visto che lui poi li applica quotidianamente in quello che è il suo lavoro, che sì quello di docente ma anche di comunicatore. Vai Pietro. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il senatore e amico Luigi per la stima che è reciproca. Voglio ringraziare anche Emanuele Franz e ai ringraziamenti inserisco anche mia moglie e mia figlia a cui è dedicato il libro. Diciamo che questo libro che vado a presentare, innanzitutto per me è un onore presentare il mio libro all'interno delle istituzioni, in una cornice così prestigiosa. Questo libro nasce dall'incontro con i docenti, nasce dall'incontro con le famiglie, dal dialogo con gli alunni, ma soprattutto nasce per evidenziare quello che è il senso proprio della parola inclusione. Oggi noi la parola inclusione la troviamo dappertutto, la troviamo nei libri, la troviamo nelle normative, la troviamo nei bandi, ma rischiamo che utilizzandola anche in modo improprio possiamo svuotarla di significato. Essenzialmente noi parliamo di inclusione quando
quando creiamo una società che non lascia indietro nessuno, quando diamo gli strumenti a ciascuno di esprimersi con i propri talenti, quindi cercando di evidenziare diciamo, l'unicità della persona. Quando diciamo, io parlo di inclusione all'interno del mio libro, io voglio rimarcare proprio questo aspetto, che l'inclusione non riguarda solo la scuola, l'inclusione ha un concetto politico nel mero senso della parola, cioè crea una società che non lascia nessuno indietro, perché se la scuola forma le coscienze del futuro e quindi la scuola forma diciamo, i ragazzi che in un certo senso si sentono accolti, significa che è una scuola più giusta, quindi qua noi parliamo di giustizia sociale, così come la scuola che emargina, che naturalmente isola, forma una società piena di ingiustizie. Diciamo che io nel mio libro ribadisco un concetto. L'inclusione scolastica nell'ambito della scuola non è relegata al docente di sostegno. Fare inclusione scolastica significa inglobare, coinvolgere tutta la comunità scolastica, quindi io parlo dei dirigenti scolastici, del personale ATA, dei docenti curricolari, quindi l'intervento che è didattico e educativo deve essere integrato e proprio per questo diciamo che l'inclusione la si può vedere non come un fenomeno statico, cioè diciamo che l'inclusione è un fenomeno che ha avuto un'evoluzione, un excursus di cui io parlo anche nel mio libro, dove noi siamo passati al paradigma l'alunno resta in classe con gli altri, è presente, alla locuzione l'alunno resta in classe con gli altri ma diventa una risorsa con gli altri. Quindi l'inclusione non significa dare un supporto mero all'alunno, significa renderlo partecipe della comunità scolastica e quindi l'alunno diventa una risorsa per gli altri. Questo che significa? Significa che quando noi vogliamo fare inclusione scolastica, la domanda che ci poniamo non è come aiuto l'alunno, ma quali strumenti devo fornire io all'alunno affinché riesca ad esprimersi nel migliore dei modi. Quindi questa è l'inclusione scolastica, non è un mero supporto, è una valorizzazione delle differenze. Io diciamo, faccio un excursus anche storico per quanto riguarda l'inclusione nel mio libro, quindi io sono partito dalle classi differenziali per poi giungere diciamo, all'inserimento, ai modelli educativi specifici, all'integrazione, fino a giungere poi all'inclusione e a quella che noi è alla prospettiva biopsicosociale dell'ICF, in cui la persona viene vista nella sua interezza, diciamo, nella sua unicità. E proprio per questo diciamo che l'alunno diventa quindi parte integrante della comunità scolastica solo quando viene valorizzato e quando riesce ad essere una risorsa per tutti. Proprio per questo noi all'interno della scuola, quando noi parliamo di didattica inclusiva, noi non parliamo di didattica inclusiva come qualcosa che riguarda solo la scuola. La didattica inclusiva esce fuori dalla scuola perché riguarda tutta una serie di accorgimenti, tutta una serie di strategie che noi possiamo utilizzare nel quotidiano. Ad esempio, quando noi parliamo di didattica inclusiva, noi facciamo riferimento a tutta una serie di linguaggi, a tutta una serie di strategie, a tutta una serie di accortezze che diciamo possono essere utilizzate nella vita quotidiana. Quindi didattica speciale, didattica inclusiva non riguarda solo la scuola, ma può avere può essere utilizzata anche in quello che noi chiamiamo lifelong learning e quindi nel quotidiano. Quindi tutto questo non si traduce nel fare le cose in classe, le stesse attività allo stesso modo, ma cercare di utilizzare di arrivare a massimizzare il talento quindi degli alunni e a raggiungere quello che è il suo miglior obiettivo. Diciamo che una delle dimensioni che io reputo e che diciamo nel mio libro ne parlo in maniera molto evidenziata è la dimensione che è quella più importante dell'inclusione scolastica, ovvero quella emotiva.
Quando noi, diciamo, come docenti, ma soprattutto come educatori, siamo tenuti anche, diciamo, ad evidenziare l'alfabetizzazione emotiva, quindi a fare una sorta di didattica delle emozioni, quindi educare all'empatia, educare al rispetto reciproco, quindi a questi principi sani, civici, significa che noi in un certo senso andiamo ad anticipare, a prevenire, a contrastare fenomeni come quelli della dispersione scolastica, e noi sappiamo benissimo che specialmente nel sud Italia la dispersione scolastica diciamo, è un fattore molto a rischio, e proprio per questo, intervenendo sulle emozioni, intervenendo quindi sull'alfabetizzazione emotiva, noi andiamo a fare prevenzione di quei fenomeni che sono ad esempio il disagio sociale e la microcriminalità. Per cui io, all'interno del mio libro, io non parlo solamente di didattica scolastica o di inclusione a livello di scuola, ma io parlo di inclusione come fenomeno di giustizia sociale. Questo perché? Perché nel momento in cui noi ci troviamo di fronte ad un alunno che non riesce ad apprendere perché magari è vittima di una situazione di povertà educativa, perché non riesce ad apprendere perché vi sono degli ostacoli di tipo a livello di linguaggio, degli ostacoli come deficit di apprendimento, la scuola ha il dovere di garantire il migliore apprendimento anche di questi ragazzi, e tutto questo lo fa cercando di rimuovere attivamente tutti gli ostacoli che impediscono a ciascuno di raggiungere la migliore istruzione possibile. Quindi diciamo che io immagino la scuola, una scuola inclusiva, come una scuola che non mira solo alle risposte, una scuola che non mira solo al risultato, ma che va a valorizzare quelli che sono i percorsi, va a valorizzare il delta, ovvero il percorso di crescita professionale di ciascun alunno. Quindi creare una società in cui gli alunni sono capaci di ragionare in modo critico, creare una società in cui gli alunni riescono, diciamo, a rispettare reciprocamente gli altri, creare una società in cui gli alunni riescono ad essere cittadini liberi, significa che la scuola si sta trasformando in un baluardo della democrazia. Non a caso il mio libro diciamo, il titolo del mio libro è proprio Sentieri di inclusione. Questo perché? Perché l'inclusione non è un solo cammino, l'inclusione è una strada che prevede, diciamo, l'intersezione di tutta una serie di sentieri. Quali sono questi sentieri? I sentieri sono, ad esempio, un dirigente scolastico che punta tutto sul team docenti, un docente che può far leva quindi sulle metodologie innovative, così come c'è un alunno che può dare il suo contributo scegliendo il suo sentiero e quindi utilizzando la metodologia del peer tutoring con un altro compagno di classe. Ecco, questi sono tutta una serie di sentieri che confluiscono nella cosiddetta strada che io chiamo la strada dell'inclusione. È naturalmente una strada che è necessario percorrere sempre camminando assieme. Io mi appresto alla conclusione dicendo che l'inclusione non è una parola da convegno, l'inclusione è una battaglia di civiltà, l'inclusione è giustizia sociale, e io credo che questo libro, nel momento in cui riesca ad arrivare anche ad un solo alunno, anche ad una sola scuola, anche ad una sola famiglia, significa che questo libro avrà già raggiunto il suo scopo. Questo perché l'inclusione la si deve vedere, diciamo, con un altro termine che io individuo nel mio libro, che è la comunità educante. La comunità educante è l'insieme quindi delle agenzie educative cui mira l'intervento educativo, ovvero l'intervento educativo esce fuori dalla scuola. Noi dobbiamo abbracciare le famiglie, dobbiamo abbracciare i terapisti, dobbiamo abbracciare diciamo anche il tempo libero e le associazioni, quindi per garantire un'inclusione a 360 gradi. Quindi nel momento in cui questo libro farà sì che anche un solo alunno sia consapevole di essere partecipe nella società in cui si trova, che sia
accolto all'interno della scuola significa che la scuola sta funzionando bene e che quindi si raggiunge il modello di scuola inclusiva che ho descritto nel mio libro. Grazie a tutti. Grazie. Facciamo. Assolutamente sì, anzi. Vorrei ringraziare... Pronto? Sì, sento. Ecco. Sono già qui. Intanto vorrei ringraziare Pietro Santoro per queste commoventi parole e io invito non solo tutti a leggere il libro, ma prima ancora di leggere il libro a conoscere questa meravigliosa persona, perché ha usato delle parole che sono parole chiave, delle chiavi di volta che sorreggono l'intero edificio della civiltà civile. Cioè, innanzitutto la parola comunità. Ma chi la usa ormai la parola comunità? Sembra quasi che si susciti un certo sospetto in una società che pensa solo ai bisogni dell'individuo. E poi la giustizia sociale e questi esempi soprattutto che si richiamano all'alfabeto. Alfa, beta, l'inizio e la fine. Perché sembra di no, ma il linguaggio ha un potere enorme e nell'educazione si inizia a fare gerarchie, quindi esclusioni, a partire dal linguaggio. E l'aggressione del linguaggio, il linguaggio può essere fortemente capace di menomare una persona. Quindi innanzitutto bisogna avere, come giustamente Pietro Santoro ci ricorda, un'educazione dell'alfabeto. Perché sembra che possiamo dire e fare quello che con ogni licenza. Se invece noi pensiamo che una parola non è un costrutto grammaticale, una parola è un'entità vivente. Se io dico qualcosa a qualcuno, gli sto dando qualche cosa che è vita. Quindi il discorso è un tessuto vivente. Allora abbiamo la comunità. Intanto togliere tutte queste parole inutili, queste parole legate all'odio, al disgusto, quello là, c'è una gerarchia proprio che parte dal linguaggio. Educare, ex ducere, tirare fuori. Allora a me, ascoltando le parole di Pietro Santoro, mi è venuto in mente un gran giardino. Un giardino come con tanti fiori, con la flora, no? E quindi cosa fa questo gran giardiniere? Ex duce, tira fuori i fiori. Ecco, se noi pensiamo agli organismi, alla comunità come appunto fiori, ecco, siamo ben lungi da avere un ottimo giardiniere. Ci troviamo a che fare con giardinieri che segregano le erbe cattive e le buttano via e che i semi che ancora devono fiorire vengono considerati immondizia. Per esempio le neurodivergenze non vengono capite nella loro potenzialità e quindi sono semi che vengono buttati via, mentre l'educazione, l'alfabeto emotivo consiste nel vedere il fiore che c'è in questo seme. Quindi grazie veramente per questo insegnamento. Grazie a te, Emanuele. Io ringrazio entrambi perché ci avete dato una visione ampia, no? A 360 gradi di chi ha vissuto con la propria vita, col proprio esempio, con quello che in realtà è una tematica molto dura e chi invece nel quotidiano poi deve affrontare tale tematica e lo deve fare per lavoro. Quindi grazie ad entrambi, auguro ad entrambi che questi libri non solo arrivi al singolo ma arrivi ovunque nella scuola, così come in tantissimi possano leggere il libro L'Io di Emanuele Franz per comprendere fino in fondo che cosa significa avere un disturbo dello spettro autistico e comunque guardare e affrontare la vita quotidianamente. Grazie ad entrambi. Grazie. Fare ancora, rubare giusto un minuto. C'è il professore? Dottore, mi scusi, sta... Sì, no, semplicemente volevo dire ancora... Dica, vada. Per esperienza... Ok, la vediamo. La complessità è che fa molta paura, è molto un pensiero semplicistico, molto faticoso e fa molta meno... interroga sempre anche l'individuo.
che qui ci troviamo in un consesso animati fondamentalmente solo da un interesse genuino dei singoli partecipanti, perché nessuno ci ha obbligato a essere qui oggi, io credo che dobbiamo anche andare a cercare le persone veramente animate da buona volontà e da una disponibilità a collaborare. Condivido. Per andare a costruire dei percorsi di quello che è tutto ciò che abbiamo detto, e tutte le parole che sono state usate dagli altri convenuti sono assolutamente parole nelle quali io mi ritrovo pienamente, solo che non si può limitare il tutto ad una manifestazione di buone intenzioni. Poi c'è una pratica quotidiana, la costruzione di percorsi, un lavoro gomito a gomito con persone di buona volontà che hanno voglia di mettersi in gioco e di scrivere progetti, di scrivere programmi, di lavorare per la creazione di una massa critica di idee da poi trasferire dentro i vari contesti comunitari di vita. Io sono anche neuropsichiatra infantile, vedo cosa è la scuola ormai e vedo di che cosa ha bisogno la scuola per creare realmente inclusione, ed è al di sotto tremendamente da quello che è uno standard di competenza, professionalità e pluralità di professionalità. Per cui qui c'è un sacco di lavoro da fare. Quando c'è tanto lavoro da fare, poi le persone che hanno voglia di assumersi in qualche modo la responsabilità di fare un pezzo di questo lavoro, ce n'è pochissime, perché la vita di ciascuno è abbastanza complicata, ognuno deve badare fondamentalmente a se stesso, e essere animati da uno slancio di generosità per il bene della comunità è cosa veramente di pochi. Allora anche chi è promotore, secondo me, di gruppi di lavoro a livello molto alto, come può essere quello nazionale, ma a livello anche molto più locale, più basso, diciamo nei singoli territori, quelle poche persone che sono veramente animate da idee chiare e da uno spirito veramente generoso sono alla fine poche, e queste poche, se hanno occasione di conoscersi, dovrebbero il più possibile essere coinvolte all'interno di una progettazione di lavori condivisi per creare quella massa critica di informazioni, di conoscenze e anche di modelli operativi che comunque sono, diciamo, se non altro il primo passo per proporre dei cambiamenti. Ecco, Dottore, quindi, noi purtroppo dobbiamo chiudere perché c'è un'altra conferenza che parte. La ringrazio, e però volevo dire su questo che l'intergruppo parlamentare si occupa di questo, quindi io la inviterò, così come inviterò anche Franza a partecipare, proprio in virtù di quanto sosteneva lei. Le dico questo: come gruppo interparlamentare abbiamo promosso 9 sedute di parent training che faremo all'interno delle aule del Senato a partire dal 13 novembre, 3 dedicate a famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico, 3 con famiglie che hanno ragazzi e 3 con adulti, proprio per entrare nel solco che stava tracciando lei, cioè quello di potercene occupare in modo attivo e non solo relegando al singolo evento. Quindi le arriverà magari una mail o un contatto, un messaggio per renderla partecipe del lavoro che stiamo facendo come intergruppo, e quindi anche per un suo contributo. Io la ringrazio ancora, così come ringrazio tutti gli altri. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.